avere la consapevolezza che è possibile, senza mai dimenticare il passato, anzi deve essere una forte, un grande mantenimento delle radici. Il passato comune consolida la cultura, ma bisogna guardare avanti. Anche il passato non mangiare pure, no? Allora bisogna guardare avanti e oggi abbiamo grande opportunità che, se forse i giovani di oggi poco credono, perché non sanno le fatiche che hanno fatto i vecchi, al concetto del focolare, al concetto della polente, al concetto del canto sotto il focolare, no? Che hanno comunque riempito di contenuti i nostri vecchi. Oggi la valigia di cartone è sostituita con la valigia elettronica. Oggi anche noi in Friuli vivremo una nuova stagione dell'immigrazione. Certamente non più quella come la vostra, quella dei vostri padri, ma anche dei miei nonni, che ha fatto sì che il popolo friulano non fosse chiuso in se stesso, ma fosse uno dei primi casi effettivamente di un popolo sparso nel mondo, ma consapevole della propria cultura, che non deve essere misciata da altre, deve essere mantenuta e aperta al confronto culturale. Friuli è sempre stato questo. Friuli convivono da sempre 4 etnie, 4 lingue, e questo modo della tolleranza ha da sempre contraddistinto la nostra cultura. Parlavo ieri con alcuni di voi, Morelli, di Feagni, di Madrid, e con Lina, sul fatto che non per niente noi abbiamo una religione diversa che proviene direttamente da Alessandria d'Egitto e non da Roma, a cui lei la civilizzazione religiosa arriva da Alessandria d'Egitto, arriva con San Marco e non con San Paolo. Non fa spreco. Allora, su questi temi voglio dire, questa consapevolezza può essere un forte legame e la base per ricalibrare i nostri rapporti. Non a caso non è l'assessore alla cultura o ai rapporti internazionali, ma è l'assessore all'agricoltura qua, perché abbiamo rapporti già consolidati dal punto di vista agricolo con la comunità di Avesaneda, stiamo cercando di intrattenere anche con Colonia Carogia e con altri dopo, no? Abbiamo parlato qualcosa anche con Buenos Aires. Potete diventare i terminali della promozione e dell'attività di vendita e commercializzazione dei prodotti friulani, e anche il contrario. Stiamo pensando di proporre il marchio tipicamente friulano, dopo noi anche il valore di Dastù, per certificare. Questi sono i nuovi contenuti che secondo me danno forza e corroborano quello che è stato, quello che hanno fatto i nostri padri. Io ho la Fermighi, mi compiaccio che c'è questa unità di intenti, molti giovani, manteniamo i legami, siamo a disposizione e vi lascio nelle buone mani di Alido Gerussi, che a questi progetti ci crede. Io simbolicamente chiamerei il Boezio per un simbolico regalo, una croce del Consiglio regionale di natura longobarda. La fattura longobarda è stata fatta da diciamo, delle fucine cividalesi, fonderie cividalesi, e do al centro friulano di Colonia Carogia, altamente simbolico, a nome di tutti voi, anche per l'accoglienza che in questi giorni è stata veramente oltre quello che assolutamente pensavo. Grazie di tutto questo. Ritengo che si debba privilegiare soprattutto l'Argentina, perché è anche il paese dove noi abbiamo il maggior numero di associazioni. Cioè, rispetto, che ne so io, al Brasile o al Canada o all'Australia, noi in Argentina abbiamo 24 focolari che funzionano, e adesso cercheremo di mettere in tutti i bandi
per accedere appunto a queste possibilità del bando per il mosaico c'è già. Chi fa domanda deve anche allegare un documento del vostro club che dica sì, è uno dei nostri. Ma lo dite voi, non lo dico io. Dovete essere voi a dire questo ragazzo, questa ragazza merita un viaggio premio in Friuli. E io chiederei a questo proposito anche che chi viene dovrebbe, quando rientra, raccontare a tutti quelli del suo club l'esperienza, cioè dire quello che ha provato, come si è svolto il soggiorno, mandare anche a noi dei suggerimenti per migliorarci, ecco perché io ci tengo veramente tanto a che questi incontri, queste possibilità che diamo ai giovani possano continuare nel tempo, anche se la situazione economica di tutta l'Europa, dell'Italia e anche del Friuli non è che abbiamo tanti soldi, ma cerchiamo di concentrarli soprattutto in queste cose, cioè nel permettere ai giovani di venire a conoscere la terra dei padri, non per una questione di nostalgia, ma perché vedano dove siamo arrivati noi che abbiamo avuto la fortuna di rimanere in Friuli. Oggi il Friuli è una delle regioni più avanzate di tutta Italia, in tutti i settori, cioè abbiamo una ricerca molto spinta, abbiamo delle aziende agricole che sono indubbiamente all'avanguardia, abbiamo dei sistemi di coltivazione che sono ad esempio per l'intera economia nazionale. Ecco perché come regione mettiamo a disposizione le nostre conoscenze soprattutto per quei friulani che sono in giro per il mondo. Ovviamente se ce lo chiedono, perché noi non vogliamo niente, se ce lo chiedono e se sono contenti di averlo, no? Ad esempio qui a Colonia Carogia, un'esperienza di diversi anni fa è stata quella di mandare alcuni giovani presso i vivai cooperativi di Rancedo per imparare a coltivare le nuove varietà di viti. Oggi ci chiedono se possiamo dargli una mano per la fase successiva, cioè per la vinificazione, visto che abbiamo molti esperti, compresa la dottoressa Benus, che prima era qui, e soprattutto se possiamo anche dare una mano per quanto riguarda il sistema dell'irrigazione. Oggi noi, anzi ieri, avete distribuito le targettine, io mi compiaccio per il lavoro che avete fatto, perché avete fatto un gran lavoro, un bel lavoro, però ripeto quello che ho già detto 2 anni fa, quando sono stato qui, sono stato a Buenos Aires, sono stato a Santa Fe, a Paraná e in altre parti. Il targettine per me dovrebbe essere distribuito assieme al Friuli nel mondo, perché non deve limitarsi all'Argentina, ma il vostro giornale deve essere distribuito in tutto il mondo. Io ripeto quello che ho detto, se siete d'accordo, no, farò forza a Udine perché questo avvenga, cioè il giornale lo fate voi e nessuno deve mettere il naso in quello che voi volete fare, però lo stampiamo a Udine o fa parte dell'intera rivista o è un allegato alla rivista, ma che sia distribuito in tutto il mondo, perché voi dovete essere un esempio per gli altri che magari prendono esempio da voi. Chissà che non arriviamo domani ad avere un giornale che è formato dal giornale dell'Argentina, dell'Ucraina, e sarebbe veramente una cosa internazionale il massimo che noi possiamo fare. Per quanto riguarda gli scambi, vediamo se possiamo anche andare, se permettete, oltre quelli che sono gli scambi normali. Io sono disponibile, vedrò se sono disponibili anche altri, cioè cerchiamo di fare degli scambi alla pari anche per abbattere i costi, al di là di quelli che facciamo normalmente. Mi spiego meglio, non so, uno vuol vedere il Friuli, io sono disponibile
disponibile a ospitarlo da me, però vuol dire che se io vengo in Argentina, no, lui mi ospiterà. Cioè è un'idea, no? Cioè scambi, diciamo così, alla pari. Si paga solo praticamente il viaggio, no? E il resto si ospiti più quasi. Se permette, io mi